di sbattere sta posta, oh! Senti, tanto metti su che manda, d'accordo? Cosa sei tutta sta arroganza? Mi- Manco arroganza! Mi sono D'accordo? arrogante. È una questione di intelligenza. Appunto. 4 parole. Intelligenza. A parte che è 5 e non è neanche una parola. Comunque... vabbè. Sì, sono 5, so tutto io, sono intelligente, sarò anche simpatico, anche bello magari. Sì, specchio delle mie brame. Chi è il più bello del reame? Guarda, Vianeo, il più bello non so, ma il più rompibaiti ora davanti. Senta, lasci Sì, qua le buste e amore. vada via, per piacere. Senti, amore, ti sei pratico dei fuochi d'artificio? Sì. E ora scioppa! Pippo, mi spero che abbiamo spesi ben questi 150 euro. Ma certo che abbiamo spesi ben 150 euro a testa per sentire delle frasi che ne risolve tutta la vita. Te pare? Mi spero che ne risolva la vita, perché al momento con 300 euro che abbiamo risolto la sua a de vita. Fidate, ascolta le sue frasi. Dai. Se siete stanchi dell'ambiente in cui vivete, riordinate la camera. Se dopo 15 giorni ancora non veniva, ciamè de nuovo e riordinate la camera un'altra volta. Sì, giusto, magari si è smentegare. Chi? Che un mobilificio. Ascolta. Fate sempre attenzione a dove mettete i piedi. Una volta io ho trovato un tesoro sottomarino, ma Marino non se n'era mai accorto. Che ebbe Marino, pensate. Chi sia Marino? Non so. Sono andato addosso a un orologio col pendolo. Che forte, capia? Raga, un incidente. Ma no, Marco, col pendolo sottomarino, cioè, a seconda di come che ti te osservi una roba, cambia il punto di vista, capito? Dobbiamo imparare a cambiare il punto di vista. Sì. Tipo, non sei io, Mona. Sono Mona amica che ho dato 150 euro. Bravo! Bravo. Vedi tu che te tacchi capire. Bravo, Mona. Amore, Amore. ciappa ste 30 scatole di toner, firma per la consegna. Sì, ma non vedo i 30 scatole di toner, dove sei? Giù il parcheggio ti va a portarti su, amore. Mi vado a portarle su, ma che è il tuo lavoro, non il Ma mio. certo, il mio lavoro adesso questo che ti fa, Sanca, ti riordino la scrivania, ti faccio due fotocopie, mi faccio le foto con i tuoi figli in vacanza. Cosa c'entra? Mi te pago per portare su i pacchi, Senti, Coco, intelligente, dice, guarda, tantissimo, sì. amore, certo, ma se vieni gli alieni in cerca di vita intelligente e ti trovati, vuoi deluderli? Che roba. Dai, incredibile, Coco, non sai che il granchio cammina così perché che dice a sti altri pesci, beccaghe addosso, beccaghe addosso.